Pronto? Vieni, dai Rocco, qua, Rocco, qua. Dov'è lì? Cercalo. Dai, bravo, vieni. Dov'è lì? Dov'è? Dai che l'hai sentita. Dai, bravo. Eccolo qua. Lui si chiama Rocco, invece lui è Antonio degli Esposti. Siamo in territorio di Grisana Morandi, sempre nel Bolognese. Questa è una tartufaia coltivata. Adesso ci spiegherà nel dettaglio, insomma, in che cosa consiste questa sua attività. Un'attività che con questa tartufaia di quanti anni è, Antonio? 12 anni. 12 anni. Eccolo qua, bravissimo. Profumo intenso, questo è tartufo bianco, però qua si trova anche tanto nero. Antonio, mi dicevi che questa tartufaia è composta di quanti alberi? Allora, 1000 piante micorizzate a tartufo nero. A tartufo nero. Il bianco sono le uniche piante che sono in natura e si cava in natura. Quindi noi ne abbiamo una decina. Noi abbiamo fatto la piantagione in zona vocata, dove faceva già il tartufo bianco. Per quello abbiamo avuto un grandissimo risultato sul nero. Quindi il bianco in natura lo troviamo in una ventina di piante in questa zona qua. E 1000 piante micorizzate a tartufo nero. Quest'anno la produzione in primavera ha fatto 400 kg. Antonio, la tua attività è un'azienda agricola, quindi questa è una tartufaia coltivata, è un'azienda agricola, ma è, diciamo, ha diverse attività che partono appunto dal tartufo, dalla commercializzazione anche del tartufo, ma anche con un aspetto molto importante che riguarda la ristorazione, sempre legata a prodotti del territorio. Sì, noi abbiamo l'azienda agricola che produciamo funghi, tartufo e piccoli frutti. Il prodotto viene utilizzato per la commercializzazione in Italia e in 7 nazioni estere come lavorazione. Più abbiamo ristorazione, che il prodotto viene servito nel nostro ristorante aziendale che dopo lo degustiamo. Quindi tu mi dici che questo prezioso tartufo va anche all'estero? Certo, 7 nazioni. Il tartufo del territorio bolognese va all'estero, quindi è una cosa incredibile, quindi vuol dire che è molto apprezzato, magari è apprezzato tanto all'estero anche da noi, però insomma vedo che comunque il fatto di avere una rete commerciale che va oltreoceano vuol dire anche esportare un prodotto del territorio. Il prodotto dell'Appennino bolognese, soprattutto del comune di Grisana e Camugnano, è considerato nelle 5 zone migliori d'Italia, che sono Alba, Acqualagna, San Miniato in Toscana, Appennino bolognese e il Molise in dicembre quando è più freddo. Quindi noi la roba commercializzata che raccogliamo nella nostra azienda la commercializziamo Alba e Acqualagna nei periodi delle fiere e poi facciamo partire l'esportazione nel mese di novembre. Senti, quanto tempo occorre per formare per un cane come questo che ti trova al tartufo con questa sagacia, con questa voglia? Almeno 2 anni. 2 anni? 2 anni, sì. È un lavoro minuzioso questo, paziente. Però il cane lavora per divertimento, il cane bisogna addestrarlo per divertimento. Noi iniziamo con degli ovini Kinder, l'interno, lo foriamo, gli mettiamo il tartufo e il formaggio e glielo buttiamo per gioco e lui ce lo riporta. Quando ha capito che deve lavorare per il padrone comincia a fargli più difficoltà, lo mettiamo sotto nel terreno, sempre più in profondità e quando lo scava gli diamo il premio e lui lo fa per divertimento. Senti Antonio, quali sono le piante che più, diciamo, sono tartufigene? Qui vedo delle querce o farnia questa? Quercia. Querce, carpini, noccioli e lecci sono i più vocati per il tartufo, sia bianco che nero, nel 600-700 metri dell'Appennino. E qui ha iniziato a cavare, si dice così, tartufo nero da quanti anni? Dopo 8 anni. Sì. Quindi già dopo 8 anni c'era del nero. Sì, soprattutto sui noccioli, che sono piante che danno prima, durano meno, però il nocciolo e il carpino l'8° anno comincia a dare. Senti, un altro aspetto che volevo approfondire con te è anche la gestione da parte della tua azienda, che comunque dicevo ha tanti rami, diciamo, produttivi, hai anche un macello. Sì. Un macello che è un macello gestito da te, però è anche aperto al pubblico. Sì. Noi nel comune di Camugnano abbiamo acquistato un macello che è macello privato ad uso pubblico, è l'ultimo macello rimasto in provincia di Bologna, quindi noi compriamo da aziende biologiche, soprattutto del comune di Camugnano, macelliamo e poi distribuiamo il prodotto fra la nostra ristorazione, la macelleria di Camugnano con bistrò dentro e 2 macellerie a Bologna. Voi macellate anche selvaggina, visto che è un territorio questo che offre anche questa opportunità? Noi abbiamo il centro selvaggina Bollinocee, quindi noi possiamo regolarizzare gli abbattimenti dei contadini di selezione o di autocontrollo e siamo in grado di restituirlo. Antonio, fa un profumo intenso, quindi è il momento anche dell'assaggio a questo punto. Certo, è il momento della tagliatella, dell'Anna. Della tagliatella, va bene.
Questa è la struttura di macellazione che si trova a Guzzano, a Camugnano, sempre in territorio bolognese. Abbiamo detto che degli esposti la sua azienda ha questo macello che è un macello privato, però ha una valenza pubblica. E qua incontriamo Gianfranco Neri, che è il macellaio di professione, che conosce perfettamente quelli che sono i tagli appunto degli animali, in questo caso delle bovine. Abbiamo suddiviso questa mezzena in diversi tronconi di diversi pezzi di roba. Qui voglio spiegare che c'è la parte di coscia e noi abbiamo il filetto, che tanti dicono il filetto, però il filetto nella nostra bestia nostrana, vi faccio vedere che è lungo 30 centimetri. La mucca non è tutto filetto, è lungo 30 centimetri, ci viene una decina di fette, non di più. Quindi è un aspetto anche tecnico, insomma, proprio matematico, perché dicono è tutto filetto, invece esiste pochissimo filetto e questo è il filetto reale della bestia macellata in questi macelli nostrani ancora. Questo cos'è? E questo qui è la parte che si chiama da robeef. Noi lo chiamiamo girello, tanti lo chiamano pesce e viene fatto adibito per il robeef. Questo qui. Qua invece la conosciamo. Poi dopo, questa un po'. qui è la costata che viene fatta in diversi modi. Qui la fiorentina o la bistecca chiamata come in Toscana col filetto e qui nella costata, da metà indietro è fiorentina nella costata. Poi dopo abbiamo l'ennesima cosa, lo spicchio di petto del brodo, che adesso fa nebbia e fa brutto tempo, vorrebbe un bel brodino, caldo, ci vorrebbe, certo. E che sarebbe molto gradito. E come anche questo pezzo qua, come quello là che è di doppione. Poi dopo andiamo a trasformarci in una situazione che una volta questa qui veniva definita tutta carne da brodo, detta la falata. Invece oggigiorno viene, dato che i bovini vengono macellati abbastanza giovani, al massimo di una ventina di mesi, 22 mesi, è chiamato il reale, di cui si può approfondire e fare le fiorentine disossate, dette di reale o fiorentina disossata, e la parte esterna viene fatta per il ragù, per le lasagne o così via. Altro pezzo molto è sempre della coscia, che è il famoso scamone, che viene fatto per le tagliate o in un'altra maniera. Poi dopo andiamo a valutare il discorso della parte davanti, che concede il muscolo che viene trasferito anche in ossobuco, e poi dopo c'è la parte della spalla e del sottospalla, chiamato girello di spalla, la sorra, braccioline e muscolo, molto gradito specialmente nei paesi dell'est, perché la coscia la vendono in Italia e loro mangiano la parte davanti. Grazie Gianfranco, questa è una vera e propria lezione, spero che comunque anche i nostri amici telespettatori capiscano. Poi, per carità, insomma, ci sono anche vegetariani, ma insomma ci sono tanti carnivori, quindi va detto e va anche spiegato quali sono i tagli e come a volte va utilizzata la carne in cucina. Io da macellaio, se non ho la carne, non mangio. L'azienda applica la filiera corta, quindi questo è il vostro spaccio aziendale dove comunque proponete i prodotti che insomma vengono dall'azienda, prodotti che sono vostri, prodotti che anche vengono diciamo valorizzati all'interno del vostro negozio. Allora, noi qui abbiamo lo spaccio aziendale, che avete visitato il macello prima, e quindi le carni dalle aziende biologiche dell'Appennino, più valorizziamo tutti i prodotti dell'Appennino, quindi dai salumi, ai formaggi, proprio diciamo anche la lavorazione del maiale, il cotechino, tutte queste cose qua sono tutti prodotti fatti da noi o da piccoli artigiani della zona. E quindi noi nello spaccio valorizziamo questo e riusciamo anche a valorizzarlo nel reparto bistrò, perché la gente che arriva in questo spaccio ha la possibilità di degustare i prodotti, quindi sceglie il prodotto, viene cucinato o servito nel bistrò con una bella gamma di vini. E lo consuma direttamente qua all'interno. Insomma, quindi vede
piace e degusta. Degusta. Insomma, è una formula vincente. Non sbaglia. Non sbaglia. In più il prodotto viene anche utilizzato in macellerie che abbiamo a Bologna. Oltre nel ristorante, quindi la carne, tutta la roba proprio di filiera corta, lo usiamo nel ristorante che abbiamo visitato prima. Più abbiamo 2 macellerie a Bologna che vendiamo i nostri prodotti della zona. Antonio, qua c'è tanta selvaggina in questo territorio. Voi in questo spaccio avete anche questa opportunità, questa offerta per i vostri, diciamo, avventori? Noi nel periodo di abbattimento della selvaggina siamo in grado di servire il prodotto fresco. Quindi su richiesta gli possiamo fare dal cervo al cinghiale, al capriolo, tutti i tagli di carni fresche che dal macello direttamente vengono portati nello spaccio e venduti. Per le trasformazioni di salumi e formaggi ci affidiamo a gente autorizzata a stagionarci il prodotto e in vari periodi dell'anno, sempre con la stagionalità, abbiamo anche il prodotto conservato. Insomma, è un'azienda a 360 gradi. Partiamo diciamo così, dal zero e al consumatore finale, dal cacciatore che abbatte di selezione, dal contadino che fa il biologico, trasformiamo il tutto, lo vendiamo e lo facciamo anche degustare. Aspetto molto importante dal punto di vista sanitario, che il macello comunque è una garanzia per chi poi dopo deve utilizzare le carni. Discutibile, noi abbiamo 2 bollini CE sia per la selvaggina che per il manzo, quindi procedura e controlli altissimi.